pubblicazioni pubblicate stesse dalla NASA e della ESA, che sono due enti, diciamo, spaziali, ci sono grandissime preoccupazioni per quanto riguarda l'asteroide Apopis, il grande asteroide, che come ben sappiamo è molto grande, è circa 340 metri e ci sta una buona probabilità che l'asteroide possa, ciao Catella, possa colpire la Terra. In effetti, la prima volta passerà il 13 aprile del 2029, ma quella che spaventa molto di più è quella del 2068, in effetti, perché l'asteroide ha un'altissima probabilità di impattare con la Terra. In vista di tale data, comunque la NASA e la ESA stanno collaborando per vedere eventuali come deviare, diciamo, queste cose qua, per vedere che per hanno diciamo 60 anni più o meno per vedere come deviare questo grosso asteroide, che non è detto che impatti sulla Terra, però siccome passerà a soli 31.000 km dal nostro pianeta, ma pure io, quindi non è un mio problema, diciamo che potrebbe essere attratto dal nostro campo gravitazionale. Però anche nel 2029 c'è questo rischio, quindi non solo nel 2000, diciamo questo pericolo, diciamo così, questa alta probabilità, diciamo, ci sta anche nel 2029, e questo è un asteroide di 340 metri, questo se cade, ragazzi, ciao ciao tutta la Terra, altro che cosa succederà. Quindi diciamo che sarebbe una cosa a livello mondiale, non una cosa, diciamo, a livello di città o di nazione, no, no. Se cade sto coso, ragazzi, la terra sta proprio in pericolo, pericolo, quindi tutta la terra. Quindi dove cadrà, cadrà, ragazzi, sarà nera per tutti, quindi può cadere pure dall'altra parte del mondo, colpirà anche noi in Italia, quindi non cambia nulla dove cade, cade. Quindi ragazzi, non ci resta che sperare che questo meteorite gigantesco, come l'hanno classificato, passi nel 2029 e vada via, e poi nel 2068, e quindi possiamo dire che la maggior parte di noi che siamo quarantenni oramai, chi ha 50 anni, 60 anni, diciamo che non ci sarà più nel 2068, però diciamo che diciamo i nostri figli, i nostri nipoti lo vedranno purtroppo, quindi non è un problema nostro, però è un problema per la prossima generazione, quindi però già il 2029, ragazzi, già può darsi che ci stiamo. Allora nel 2019, 10 anni, avrei 53 anni, quindi ragazzi sono ancora giovane, dai, 2029, no ragazzi, facciamo il 2068. Quindi, ma a parte gli scherzi, credo che in 50 anni qualche cosa l'avranno fatta diciamo, sti ragazzi della NASA, ESA, come li vogliamo chiamare, agenti spaziali, astronauti. Diciamo che credo che la tecnologia vada molto molto avanti, quindi credo che nel 2068 sappiano come deviare un asteroide in caso ci sia. Già nel 2029 non ho fiducia perché mancano giusto 10 anni e non credo che in 10 anni questi riescano a trovare qualche cosa per deviare tipo un oggetto di 340 metri, cioè non è un sassolino questo è proprio una cosa grossa. Comunque ragazzi, che dire, che Dio ce la mandi buona sia nel 2029 e se sia nel 2068 per la prossima generazione. Certo nel 2029 forse ci sarò, non si sa mai qua, siamo sotto al cielo. 2068 alta probabilità che già me ne sono andato da pezzo, quindi il 2068 è per la generazione futura, quindi non riguarda perlomeno i quarantenni, perché se no dovrei avere 100 anni passati e non credo che ci arriverò, quindi facciamo il 68 un centinaio di anni dovrei avere, quindi non credo che nel 2068 ci sarò, però nel 2029 sì, quindi ho ancora 53 anni, quindi ragazzi vorrei vivere ancora se permettete.
Che poi si può morire domani, dopodomani, questa è un'altra cosa. Notizia. Tanto qua fa caldo tutto, oggi è esagerato proprio, si squaglia come gelato. Ho abbassato tutte le persiane, ma che mi pare che più abbasso le persiane qua più fa caldo. Ventilatore a tutta forza, secondo me li sentite nel video come girano le pale qua. C'ho due ventilatori vicino al computer. Bah, e uno in cucina, mamma mia, non si può, oggi si muore. Beh, ragazzi, buon appetito a tutti. Penso che è ora di andare a mangiare. Ma oggi leggero, una fettina di carne, un po' di insalata e passa. Perché la verità la pasta oggi proprio non se ne scende proprio. Non è periodo di mangiare pasta. Questi sono giorni da mangiare un po' di arroz con insalata, questo è. Voglio, ci sentiamo più tardi e a risentirci.